sottosegretari veneti tutti targati PD nel governo Conte bis, il vicentino Variati all'interno, i due veneziani Martella e Baretta d'editoria ed economia, l'ex sindaco di Vicenza, l'autonomia è una scommessa. Domani mattina a Milano vertice di Matteo Salvini con amministratori e governatori della Lega per definire la strategia del Carroccio nei prossimi mesi. Zaia al raduno di domenica ribadiremo i nostri valori. Perdita di gas durante il travaso da un'autocisterna a Pove del Grappa Pesanti, disagi con il blocco della statale Valsugana. Oggi il Tribunale di Padova ha decretato il fallimento della Coge Mantovani, storica impresa edile, trascinata anche dalle vicende giudiziarie del Mose. A processo un 28enne allenatore di atletica leggera del Padovano accusato di aver avuto una relazione con un'allieva, all'epoca sedicenne. 34enne di Vicenza, da inizio estate è entrato in ZTL senza averne titolo, arrivando a collezionare 122 multe per 9.600 euro, l'uomo bloccato dalla polizia locale. Uno spettacolo per quasi 3.000 persone al 51esimo Stormo di Istrana, che festeggia 80 anni di attività e anche i 30 anni di attività degli aerei AMX. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. In primo piano la politica. Achille Variati è il nuovo sottosegretario all'interno del governo Conte bis. Un ruolo importante quindi nel nuovo governo giallo-rosso al quale poi si aggiungono altri due sottosegretari veneti. Sentiamo. Nome Achille, cognome Variati, professione politico di alto livello, dirigente del Partito Democratico, curriculum di primo piano, consigliere regionale Veneto, sindaco, presidente della provincia di Vicenza, presidente dell'Unione Province Italiane e da oggi sottosegretario all'interno. Il Ministero degli Interni è una cerniera di democrazia tra le istanze sociali del Paese. E i termini della sicurezza, delle forze dell'ordine, quindi è un ministero nodo, però lì tu non puoi essere lì per fare una strumentalizzazione politica di parte. Un po' Salvini ha fatto questo, noi vorremmo cercare di non fare così, ma di dare delle risposte, ad esempio sul grande tema dell'immigrazione, che non può sintetizzarsi in avanti tutti e che qui c'è posto per tutti. Non è questo, no? Però è un tema complesso, che va affrontato in modo complesso. La battaglia dei porti aperti e dei porti chiusi, la gestione dell'immigrazione. Achille Variati, sottosegretario all'interno, eredita la partita di Matteo Salvini e non potrà sottrarsi a un altro confronto, quello sull'autonomia. L'autonomia non è un fine. Ho raggiunto l'autonomia, evviva! No, l'autonomia è un mezzo per dare delle risposte più concrete ai cittadini, con maggiori servizi, con servizi appunto più efficienti, a costi minori. Tutto questo è autonomia, quindi una grande scommessa, un grande lavoro. L'autonomia è una grande scommessa, un grande lavoro. Parola di Achille Variati, proprio lui che da sindaco di Vicenza appoggiò il referendum voluto da Luca Zaia, proprio lui che è stato presidente della provincia che ha segnato il record di sì all'autonomia. L'auspicio è che il presidente Zaia, per restare in Veneto, non strumentalizzi questo tema, deve tenere le porte aperte al dialogo con questo governo. Un presidente che deve rappresentare tanti cittadini che hanno votato in quel referendum e che non erano tutti leghisti, adesso lo deve fare con onestà intellettuale con questo governo e forse riusciamo a portare a casa ciò che il governo precedente non è riuscito a fare. Con queste parole oggi Achille Variati entra nel governo giallorosso, un governo nato da un'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, su cui il sottosegretario inizialmente non avrebbe scommesso. Inizialmente ero poco convinto che questi due movimenti, il Partito Democratico e 5 Stelle, che pur sono legittimati a fare un governo, potessero parlarsi chiaramente. Poi mi sono informato e ho capito che in verità su quei tavoli si è molto discusso dei temi veri, forse qualche problema c'è ancora, ma c'è la volontà di affrontarlo insieme, percorrendo una strada anche innovativa.
E quindi, siccome mi è stato chiesto di dare una mano, sono qua. E allora chiudiamo con una promessa? Che non sparirò dal Veneto. Ed oltre ad Achille Variati ci sono altri 2 sottosegretari veneti nel governo Conte bis, sono 2 veneziani, Andrea Martella all'editoria e Pierpaolo Baretta all'economia, entrambi del Partito Democratico. L'importante delega all'editoria va al veneziano di Portogruaro Andrea Martella, 51 anni, del PD, attualmente coordinatore della segreteria Dem di Nicola Zingaretti e braccio destro di Andrea Orlando. Con lui, a Palazzo Chigi, un altro veneziano, Pierpaolo Baretta, 70 anni, sottosegretario all'economia. Anche lui del Partito Democratico, ex sindacalista CISL, già al MEF con i ministri Saccomanni e Padoan. Martella ha esordito in politica quando ancora c'era il Partito Comunista Italiano come amministratore a Portogruaro. Parlamentare da 4 legislature, è stato membro delle commissioni attività produttiva, ambiente e infrastrutture, interessandosi in particolar modo alla chimica e agli stabilimenti di Porto Marghera. Nel governo ombra di Walter Veltroni è stato ministro delle infrastrutture. Baretta, di formazione ispirata all'associazionismo cattolico, come detto torna al MEF dopo essere stato sottosegretario prima nel governo Letta e poi in quello di Renzi, con delega agli enti locali e ai giochi. I 2 veneziani, insieme agli altri 40 nuovi sottosegretari di Stato, compreso il vicentino Achille Variati con delega alla difesa, presteranno giuramento lunedì prossimo alle 10. E tra i sottosegretari c'è anche Riccardo Merlo, 57 anni, argentino con origini venete, anzi trevigiane. La famiglia è emigrata in Sud America da Miane, eletto per la prima volta alla Camera nel 2006 nella circoscrizione estero per fondare un paio d'anni dopo il Movimento Associativo Italiani all'Estero. Alle politiche del 2018 è stato eletto al Senato ed in seguito nominato sottosegretario, incarico che gli è stato riconfermato anche nel Conte bis. E sulle nomine dei nuovi sottosegretari è intervenuto anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia, che parla anche di governo, autonomia e Pontida. Vedremo cosa faranno, vedremo se lavoreranno bene e se lavoreranno per il Veneto, stiamo presto a valutare. E la valutazione sul lavoro dei nuovi sottosegretari veneti, Achille Variati, Pierpaolo Baretta e Andrea Martella, la si farà, secondo il presidente della regione Luca Zaia, anche in base a quanto si adopereranno per conseguire l'obiettivo ritenuto principale dal governatore. Noi abbiamo un progetto di autonomia, mi sembra che questo governo si sta già esprimendo senza remora contro l'autonomia. Non posso non ricordare che tutti e 3 questi esponenti sono esponenti di un partito che ha impugnato la legge referendaria del Veneto, ci ha mandato in tribunale per non farci fare il referendum. Io non faccio processi di intenzione, non li faccio ai sottosegretari, non li faccio a boccia, non li faccio a nessuno. Vediamo, noi tutto quello che dobbiamo fare sull'autonomia l'abbiamo fatto, aspettiamo ovviamente al varco del governo con una proposta, ma quando vedo che il ministro Provenzano della Sicilia parla contro l'autonomia del Veneto ma non dice nulla sull'autonomia della Sicilia, io mi chiedo perché alla Sicilia sì e al Veneto no? Il 23 settembre, giorno del faccia a faccia tra Zaia e il neo ministro agli affari regionali Francesco Boccia, è ancora lontano. Prima la Lega deve ricompattare le file dopo il passaggio all'opposizione. E il primo gradino è l'incontro tra Matteo Salvini e i suoi amministratori sul territorio. Quindi domenica il Carroccio mostrerà i muscoli a Pontida, radunando oltre 100.000 sostenitori. Domani c'è un incontro importante degli amministratori con Matteo Salvini, lo faremo a Milano domani mattina alle 10:30. E ovviamente si parlerà di futuro, di progetti, si parlerà anche di autonomia e di progettualità della Lega, in attesa poi del grande giorno di domenica che sarà affollatissimo, ci ha mai visti 100 pullman dal Veneto, mai viste tante richieste così. Ma da Pontida per la Lega partirà un nuovo corso? Da questa Pontida non è che l'obiettivo è quello di far nascere la Lega diversa, è quello di continuare con le nostre idee, che sono le idee del rigore, del rispetto, dell'etica, ovviamente della legalità e di tutto quello che rappresenta poi il tema di essere padroni a casa nostra. Chiedere l'autonomia non vuol dire essere secessionisti o aversela con qualcuno, ma vuol dire pensare all'efficienza e alle responsabilità. Ancora un duro colpo per il lavoro e l'economia padovana. Oggi il Tribunale ha decretato il fallimento della storica impresa edile Coge Mantovani, trascinata a suo malgrado anche dalle vicende giudiziarie del Mose.
Dopo lo stop del ramo edile della FIP industriale, il Tribunale di Padova ha sancito il fallimento di Coge Mantovani. Si chiude una lunga storia imprenditoriale iniziata in Veneto da Romeo Chiarotto, che rilevò qualche decina di anni fa la Mantovani, fondata a Bologna dall'omonimo ingegnere. In Veneto l'impresa si specializzò in infrastrutture. Dei 116 dipendenti oggi ne ha solo 21 che non ricevono lo stipendio da dicembre 2018. Che oggi si vedono quindi appesi al filo appunto di un fallimento e in attesa delle decisioni che prenderà il curatore fallimentare. Troppo comodo dare tutte le responsabilità alla crisi economica del 2008, ammonisce il segretario della Fillea. I curriculum dei protagonisti del fallimento erano noti, dice, anche ai non addetti ai lavori. Pare incredibile che fossero ignorati dai protagonisti della scena economica regionale e nazionale. E così perdiamo un patrimonio che dovrebbe essere considerato della comunità tutta, no? un bene comune. E proseguiamo ora con la cronaca. 3 appartamenti visitati dai ladri la scorsa notte in un condominio a Treviso. Hanno agito indisturbati mentre i proprietari dormivano. Stamattina alle 7 quando sono alzati abbiamo visto che avevano sforzato la porta qui di ingresso, abbiamo visto i buchi. Però fortunatamente non sono riusciti a entrare. Ladri scatenati nella notte al Parco Ducale, nella nuova lottizzazione in via Vasari a Santa Maria del Sile. I malviventi hanno preso di mira un intero condominio e se in questo appartamento al piano terra, dopo aver scassinato gli infissi, i ladri non sono riusciti ad entrare, peggio è andata ai residenti di altre 2 abitazioni al primo piano. E loro erano in casa e li sono andati dentro, non sono accorti di niente, stavano dormendo e sono entrati, hanno aperto due borse, le hanno buttate giù, le hanno aperte qua, hanno lasciato la roba qua, erano 2 valigie, che erano appena tornati, insomma, dalle ferie e cose, e loro dormivano, non si sono accorti di niente. Ingente invece il bottino del terzo colpo in un appartamento al Civico 5 dello stesso condominio. Mentre la proprietaria si era addormentata sul divano, i ladri sono entrati da una finestra ed hanno rubato preziosi gioielli ed una borsa firmata. L'incredibile è che nessuno, né nelle case svuotate dai malviventi né negli appartamenti dello stabile, abbia sentito qualcosa di sospetto. Io sono venuto su stamattina alle 4 e mezza, non ho sentito niente, sono andato anche in giardino, però niente, non ho sentito niente. Nessun rumore. La polizia, con gli agenti delle volanti e della scientifica, ha lavorato per tutta la mattinata per effettuare i rilievi e cercare elementi utili alle indagini. Non è la prima volta che si verificano furti nella zona, tra l'altro al centro di un'annosa polemica per il malfunzionamento dell'illuminazione. C'è gente che gira e che tentava di rubare, c'è un problema particolare quanto so io, c'è spesso la polizia che passa e quindi c'è qualcosa in giro, insomma, che dovrebbe essere un po' visto e rivisto. Atti sessuali con l'atleta minorenne allenatore padovano finisce a processo. Si era invaghito di una sua atleta, una storia iniziata durante gli allenamenti. La ragazza però all'epoca dei fatti era minorenne, 16 anni appena, e affetta da una patologia mentale. Nonostante ciò il suo allenatore, 28enne padovano, preparatore tecnico di atletica leggera, ha intrapreso una relazione sentimentale con la giovane. Ora l'uomo andrà a processo e dovrà rispondere del reato di atti sessuali con una minorenne. I due si sono conosciuti nel 2014 durante gli allenamenti, prima l'amicizia, poi la storia d'amore. Quando la relazione è finita sono iniziati i problemi. La ragazza non ha accettato la decisione del suo coach e ha iniziato a soffrire di depressione e a tempestare di messaggini l'ex. La storia è emersa durante i colloqui con gli psicologi dei servizi sociali che hanno segnalato il caso in procura, da cui le indagini e ora il processo. Andiamo ora nel Bassanese, a Pove del Grappa, fuga di gas durante il travaso da una cisterna chiusa, la Valsugana, traffico bloccato sia per i veicoli che per i treni. Sentiamo. Chilometri di coda, traffico bloccato per ore dalle 3 del pomeriggio lungo la Valsugana. Siamo a Pove del Grappa, dove durante le operazioni di riempimento di una cisterna al distributore di benzina Vallotto qualcosa è andato storto e si è verificata una pericolosa fuoriuscita di gas GPL. Immediato l'allarme che ha portato sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri. Valsugana, le strade limitrofe e la linea ferroviaria bloccate per evitare incidenti, vietato qualsiasi avvicinamento.
Sul posto i pompieri da Vicenza, Castelfranco, Cittadella, coordinati dal funzionario di guardia, gli operatori del nucleo NBCR, il nucleare, biologico, chimico, radiologico, per la messa in sicurezza del luogo, visto che il GPL si deposita sul fondo e crea pericolose bolle che, se non trattate correttamente, potrebbero esplodere. Per un monitoraggio più approfondito l'elicottero Drago 81 ha effettuato un sopralluogo della zona dall'alto. I lavori procederanno a lungo. Ed ora il furbetto della ZTL di Vicenza era in attesa al varco da oltre 3 mesi. La polizia locale lo ha fermato questa mattina dopo un appostamento in contrapporti all'uscita da un passo carraio. Alla vista degli agenti ha tentato di rientrarvi immediatamente, ma è stato bloccato dalla polizia locale. Protagonista della vicenda un 34enne residente a Vicenza che da inizio estate è entrato in ZTL senza averne titolo, arrivando a collezionare ben 122 multe per un importo complessivo di 9.600 euro. L'uomo circolava inoltre con un veicolo privo sia di copertura assicurativa che di revisione ed era stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte di altre forze di polizia. Per il 34enne è scattata quindi in aggiunta alle sanzioni sulla ZTL anche la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo. E torniamo ora alle polemiche sul prosecco tra produttori di collina e di pianura, mentre un altro grande marchio sta pensando di togliere il termine prosecco dalle bottiglie. Il presidente della Camera di Commercio si esprime così verso chi vuole cancellare anni di lavoro e di investimenti. Sentiamo. La differenza dobbiamo farla capire al consumatore. Se il consumatore non capisce la differenza si beve tutto. Io direi togliamo il fiasco a qualcuno. Non usa mezzi termini il presidente di Camera di Commercio, decisamente irritato per quello che sta succedendo nel settore del prosecco. Al momento il prodotto traino dell'agricoltura trevigiana e veneta è una delle eccellenze italiane al mondo. Una follia, secondo Pozza, decidere di cancellare una parola che in tanti anni di fatica e investimenti è diventata simbolo di un prodotto ed ora anche di un territorio unico nel suo genere. E sugli attriti tra produttori di pianura e di collina, Pozza non condivide il presidente del Consorzio Superiore Innocente Nardi, che punta a mantenere distinti i consorzi. Una regia unica, in modo tale da poter promuovere i prodotti, da difendere i prodotti, ovviamente con le specificità. La si fa solo se ci sono risorse e una programmazione condivisa. Le risorse sono poche, se le mettiamo assieme allora le risorse possono essere tante e allora il DOC può aiutare il DOCG e viceversa. Anche per il presidente di Coldiretti Treviso a questo punto bisogna abbassare le polemiche. Bisogna far sedere al tavolo tutti i protagonisti per cercare di far sintesi, far capire comunque che esiste sì un prosecco, esiste un prosecco di pianura che sta avendo grande successo, che ha trainato poi anche le DCG se vogliamo, perché 450 milioni di bottiglie non è un qualcosa che raggiungi così in maniera facile, se non con grandi sacrifici e grande impegno da parte delle aziende. Esiste invece un prosecco di collina, che è la collina Lavadobbiana, che sono 90 milioni di bottiglie, che vanno valorizzate per quello che sono, perché nessuno può dubitare il fatto che il prosecco è nato qui. Nel frattempo la scelta di cancellare il termine prosecco coinvolge un altro marchio famoso. Nelle etichette delle bottiglie a storia del prossimo anno troveremo il termine prosecco? Ma anche lì è una discussione che è nata in azienda, che stiamo valutando, abbiamo tutto il tempo per decidere, visto che comunque usciremo a gennaio con i nostri medesimati. Ed ora linea alla regia per la pubblicità, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora con la politica a Belluno. Prende spunto dal contestato progetto INLAB e si allarga a macchia d'olio sull'azione complessiva della Giunta Massaro la richiesta compatta di dimissioni che l'opposizione di Palazzo Rosso valuta di presentare al prossimo Consiglio Comunale. La richiesta è corale, accomuna tutte le liste di opposizione a Palazzo Rosso. Il primo cittadino di Belluno deve prendere atto che la sua amministrazione si è incagliata, non è trasparente, non chiarisce, è immobile rispetto ai grandi, così come ai piccoli ma significativi problemi della città.
Per questo al prossimo Consiglio Comunale saranno chieste le dimissioni del sindaco. Il documento è al vaglio dei capigruppo e dei consiglieri delle liste di opposizione a Palazzo Rosso, che nel pomeriggio hanno incontrato la stampa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il contestato progetto InLab, ma nel calderone finisce tutto, dai 500.000 euro promessi per il Nevegal, di cui non c'è traccia di variazione dal bilancio, al restauro delle Gabelli, di cui i consiglieri da mesi non hanno novità, dai progetti per i grandi contenitori culturali alle opere pubbliche, al non avere mantenuto fede all'impegno di non andare al massimo ribasso negli appalti delle opere pubbliche, che alla resa dei conti si sono incagliate, come è accaduto per il restyling del piazzale della stazione ferroviaria. La città è ferma, qualcuno, anche diversi cittadini ce lo chiedono. Tentiamo la strada di chiedere le dimissioni. Se avesse un po' di onore e di dignità, forse un passo indietro lo farebbe e darebbe un po' di respiro alla città, che è sostanzialmente morta. Parole pesanti come macigni quelle dei consiglieri di opposizione, da Paolo Gamba del gruppo Bellune di Tutti a Fabio Bristotta, gruppo misto, Francesco Pingitore, Patto per Belluno, Luciano Dapian, Lega e Raffaella Damiano di Obiettivo Belluno. Della partita anche il PD con Paolo Bello, oggi assente per motivi di lavoro. È un'amministrazione che ha circa 9 milioni di avanzo di amministrazione, di cui oltre 4 spendibili, e non li impiega per opere strategiche a beneficio dell'intera cittadinanza. È un'amministrazione che va bocciata su tutta la linea. Ma noi denunciamo la poca trasparenza e soprattutto direi la mancanza totale di programmazione, cioè qui navighiamo a vista, arriviamo al secondo mandato e siamo totalmente allo sbando. Uno spettacolo per quasi 3.000 persone oggi al 51esimo stormo di Strana, che festeggia gli 80 anni di vita ma anche i 30 anni di attività degli aerei AMX. Doppia giornata di festa all'aeroporto di Strana. 2.600 appassionati di tutta Italia sono giunti nella base della Marca per festeggiare gli 80 anni dalla costituzione del 51esimo stormo, avvenuta nel lontano 1° ottobre del 1939. Ma non solo, oggi si è celebrata un'altra data importante, la ricorrenza del 30° anniversario dell'entrata in servizio operativo del cacciabombardiere AMX. In tutto l'aeroporto i visitatori hanno avuto l'occasione di ammirare i gioielli del volo in dotazione all'aeronautica, visitare mostre all'interno degli hangar e addirittura provare l'ebbrezza di entrare in una cabina di pilotaggio di un AMX. A fare da cornice le frecce tricolori che hanno fatto tenere tutti con il naso all'insù per ammirare le evoluzioni della squadra acrobatica nazionale. Ogni volta è sempre un'emozione. Bellissimo, è sempre uno spettacolo meraviglioso. Quindi il sorvolo dell'attesa squadra di AMX, la più fotografata, con gli speciali colors dei gruppi di volo che hanno avuto in dotazione il velivolo. Con un pilota d'eccezione, il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, il generale di squadra aerea Alberto Rosso. Com'è stato volare sopra un AMX? Bellissimo, e è stata per me, non dovrei dirlo forte, la prima volta che ho volato sull'AMX, quindi tenevo a farlo, sono riuscito a farlo adesso da capo di Stato Maggiore, è stato un volo bellissimo, in una cornice spettacolare, col tricolore delle frecce tricolori a fianco, è stata un'emozione. Per il 51esimo stormo la base di Strana rimarrà una base strategica anche per i prossimi anni. È una base che è strategica, in realtà mi verrebbe da dire fin dalla prima guerra mondiale. Ricordiamoci la battaglia di Strana, ricordiamoci gli scontri gloriosi, importantissimi, che su questi cieli si sono svolti nel 17 e nel 18. L'AMX è stato un aeroplano importante, si sta avvicinando alla fine della sua vita, il 51esimo stormo, come tutti i reparti dell'aeronautica, evolve, cambia, acquisirà macchine nuove, continuerà a essere un tassello, un pilastro fondamentale dell'aeronautica militare, continuerà la sua presenza qui sul territorio. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG l'appuntamento con 20 e 10, questa sera ospite in studio Gianangelo Bellati di Union Camere Veneto. Ed è tutto, come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al Meteo. Weekend estivo sull'Italia, l'alta pressione è in continuo rinforzo sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di sabato 14 settembre.
Sul Veneto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Clima caldo ma del tutto gradevole, con temperature minime tra 10 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una bella giornata di sole su tutte le province, anche in questo caso, come vediamo, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 27 e i 28 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, specie sui settori settentrionali. Temperature minime sui 12 gradi, valori massimi tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.